Paolo Licata, Club Pro-UNESCO Agrigento. Oggi un interessante convegno sul recupero dell'archeologia marina e subacquea con qualificati relatori. Sì, è il secondo incontro di inizio d'anno del Club per UNESCO di Agrigento. Credo sia un argomento interessante perché va dalla tutela della terra, del territorio archeologico agrigentino, a quello subacqueo. Abbiamo un grande patrimonio subacqueo nel nostro territorio che è specchio e stratificazione di tutte le civiltà che sono intercorse nella nostra Sicilia e nell'Agrigentino. E quindi vogliamo porre l'attenzione su questa tematica, che è una tematica forse un po' di nicchia, che però dà un grande contributo alla ricostruzione storica del nostro territorio. Ecco, si discute di relitti trovati anche nella costa di Menfi. Sì, di una serie di relitti su tutto il territorio, tutta la costa che va da Sciacca a Licata e di incursioni che anche dei sommergibili americani hanno fatto, anche depredando in parte questi relitti, ma non soltanto, qua non è un problema come dire, di uno Stato, ma di più Stati. È un patrimonio che va tutelato, è un patrimonio che dobbiamo ripensare. Probabilmente dovremmo anche pensare ad un discorso di gestione attiva, un po' come ha fatto il parco con la Valle dei Templi. Del resto la nostra città è una città che aveva un rapporto, la Caracas aveva un rapporto intenso con il mare, colonizzata e fondata da uomini provenienti dal mare. Dovremmo pensare anche ad estendere in altre direzioni, tra queste il mare, il Monte Grande, il nostro parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, perché comunque la correlazione tra la valle e il mare è strettissima. Abbiamo visto che si fa riferimento anche all'assessore Tusa. Sì, è stato un pioniere della conservazione, della tutela e conservazione, ma anche fruizione del nostro mare, delle coste siciliane. È stato il fondatore della Soprintendenza del Mare ed è stato un faro per tutte le altre soprintendenze italiane. Quanto è importante discutere oggi dei reperti archeologici, del suo contesto anche nel nostro mare? È importante sicuramente dare un segnale di presenza ad una assenza troppo spesso palesata dalle istituzioni. Bisogna dire che le istituzioni politiche hanno dato poca attenzione ai processi legati alla pirateria nel mare Mediterraneo, pirateria archeologica che è stata ben documentata negli anni 90 ma che non ha avuto poi un seguito se non il fatto che quantomeno si è bloccata una situazione che avrebbe potuto avere dei risvolti che noi non conosciamo, perché noi abbiamo soltanto evidenza di ciò che sappiamo, ma tante cose sono magari state nascoste e di questo oggi si stanno facendo gli approfondimenti e speriamo in un futuro di poter parlarne con cognizione di causa. Ecco, voi come WWF in questo senso fate sempre un'azione di recupero verso ciò che rappresenta il mare? Noi siamo per la salvaguardia della bellezza. La salvaguardia della bellezza e la bellezza per noi è il pianeta Terra che si compone di tanti fattori, fra cui anche l'archeologia, l'architettura, il paesaggio, l'ecologia, l'equilibrio, la biodiversità, le emergenze climatiche. Tutto sembra non far parte della stessa cosa, ma fa parte di un unicum di cui noi ci occupiamo come WWF, perché il pianeta è composto di 1000 varietà di colori. Io ho visto che si fa riferimento all'ex assessore Tusa, che tra l'altro è stato il fondatore della Soprintendenza del Mare, ma si può fare di più, può fare di più la Regione in questo senso con la sua istituzione? Purtroppo con la perdita di Sebastiano Tusa si è persa una memoria fondamentale e importante anche di carattere organizzativo. Sebastiano Tusa aveva chiaro in mente quello che servisse alla nostra isola per poter salvaguardare questo mare tanto, come dire, ispezionato e deturpato, ma soprattutto piratato. Speriamo che la politica possa riuscire a riprendersi un ruolo che oggi purtroppo è vacante e non bisogna disperare, non è che siamo dei suicidi, non è che chi oggi governa la Sicilia è un suicida. Speriamo che si riescano ad organizzare delle buone
attività e delle buone norme che possano porre un freno a questa difficoltà in cui ci troviamo. Forse si dovrebbe fare di più verso questo tipo di ricerche, insomma non sentiamo notizie, eppure i nostri fondali sono enormi e sono testimonianza anche di tanta storia che c'è stata. I nostri fondali e i fondali del Mediterraneo sono la storia dell'umanità. È nel Mediterraneo che si è sviluppata la civiltà occidentale per come noi oggi la conosciamo, e questa storia non può e non deve essere modificata da interventi che possono stravolgere i materiali che sono lì ben custoditi da millenni, e che ogni intervento non guidato rischia di distruggere un carattere storico e una memoria storica. Un interessante convegno sul recupero dell'archeologia subacquea nel Mediterraneo e non solo, oggi un'interessante iniziativa dell'Ordine degli Architetti. Un ringraziamento particolare a Paolo Licata, presidente del Club UNESCO di Agrigento, che ha invitato l'Ordine a questo meraviglioso convegno. È chiaro che l'Ordine sarà sempre presente e appoggerà tutte le iniziative culturali che portano alla conoscenza del nostro meraviglioso territorio. Noi abbiamo una storia molto antica, la storia arcaica di Agrigento è una delle più belle al mondo, e il tema di questa sera è proprio questo, di salvaguardare questi reperti che vengono depredati purtroppo, da come si è sentito nel convegno, da altre nazioni, e ovviamente tolgono la possibilità a molti giovani, i nostri giovani, il futuro dei nostri giovani, che possono stimolare questi reperti, le menti dei nostri giovani. Forse si potrebbe fare di più. Dovrebbero essere l'istituzione a cercare di dare intanto un giusto indirizzo legale, ma più che altro sensibilizzare anche i giovani e tutti, affinché noi possiamo proteggere i nostri confini sia culturali che storici. Nell'estate del 1997 è stata perpetrata una vera e propria azione di saccheggio nei confronti del nostro patrimonio culturale, quello che giace nelle acque tra l'Italia e la Tunisia, vicino il Banco Scherchi. Un sommergibile nucleare della Marina degli Stati Uniti, con a bordo Robert Ballard, famoso per aver scoperto il Titanic, prelevava reperti dal fondale marino da 8 relitti antichi, mettendo in un cestello metallico come in un supermercato per portare via negli Stati Uniti. Quindi una tecnologia sofisticatissima, tra l'altro in una operazione quasi che vedeva il plauso di una trasmissione molto nota, Linea Blu, in cui facevano vedere in diretta queste immagini del sommergibile nucleare che stava razziando praticamente 8 relitti. Parlo di razzia perché in quel momento non si stava operando un prelievo secondo un criterio scientifico, che sono scavo archeologico sottomarino, una prospezione dei relitti. No, quello che piaceva si prendeva annaspando su reperti che erano stati preservati dall'alta profondità per oltre 2000 anni per portare via negli Stati Uniti. Allora, insomma, mi sono prima documentato sul diritto internazionale, che proprio per quanto riguarda il canale di Sicilia dice che non ci sono le acque libere che invocava l'oceanografo Robert Ballard, autore della razzia, famoso per aver scoperto il Titanic, in quanto queste acque, le due piattaforme continentali fra la Tunisia e la Sicilia, si toccano, quindi lui avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione a uno degli stati costieri. Feci una denuncia al Tribunale Internazionale del Mare di Amburgo, ho fatto avere una relazione tra al ministro Dini, al ministro degli esteri, e all'onorevole Antonio Mangiacavallo, che presentò questo gravissimo evento, quello che era successo nel Mediterraneo, al Parlamento italiano. Ma soprattutto fu la stampa a dare molto spazio a questa azione di protesta da parte ormai non solo mia, ma anche della dottoressa Graziella Fiorentini, che si accodò a questa protesta come altri sovrintendenti, e insomma lo scandalo, perché poi di questo si trattò, travolse gli Stati Uniti e soprattutto la Marina Militare, che aveva concesso il sommergibile nucleare. Non solo questo risultato è stato clamoroso, perché non soltanto per l'anno successivo Robert Ballard non è potuto più tornare nel canale di Sicilia a saccheggiare altri reperti, ma si sono aperte le strade verso la conferenza internazionale sulla protezione del patrimonio culturale di Parigi del 2001, che ha stabilito delle regole ben precise. Non solo, ma il grande archeologo Sebastiano Tusa ha avuto il grande intuito di
procedere alla fondazione, di costituire la Soprintendenza del Mare, che è anche un organo di tutela e di salvaguardia per il nostro straordinario patrimonio archeologico e che, ripeto, anche in acque internazionali, secondo il protocollo di Parigi, non è un patrimonio soltanto delle singole nazioni Tunisia, Italia o Francia, ma dell'umanità intera, e come tale deve essere preservato.